Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torrente Turrina, sorvegliato speciale a San Pietro Lametino a causa delle forti piogge, paura e danni, agricoltura in ginocchio, strade chiuse nel Reggino, il sindaco Falcomatà insultato su Facebook. Esonda il torrente Tuccio nei pressi di Melito Portosalvo, investendo la condotta dell'acquedotto regionale, i tecnici della Sorical al lavoro. Il sindaco lucano indica la strada per non perdere quanto fatto fino ad oggi. Usciamo dal sistema SPRAR e andiamo avanti. Intanto domani il riesame deciderà sulle istanze presentate dai legali del sindaco. 70 migranti di nazionalità irachena e pakistana hanno raggiunto il porto di Crotone con una barca a vela che si è arenata sulla spiaggia. Dopo la sosta, Cosenza e Crotone al lavoro per preparare gli appuntamenti previsti in calendario per sabato. In Serie C si torna in campo già giovedì. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG che apriamo ancora con il maltempo. È tornata la paura a San Pietro Lametino, il torrente Turrina è sorvegliato speciale, allagamenti e danni nella zona industriale. Gli imprenditori agricoli sono in grosse difficoltà. Vediamo. È stata una giornata difficile, nuova emergenza a San Pietro Lametino. La pioggia battente delle ultime ore ha portato ancora fango e allagamenti. C'è preoccupazione per il torrente Turrina vicino alla zona industriale. L'argine, prima magari che ne so era alto 3 metri, ora è alto 30 centimetri e quindi basta veramente poco, come è successo stamattina, per provocare esondazioni, i cosiddetti fenomeni di sormonto e non rottura d'argine. Qui ci stanno anche le rotture, però in molti casi abbiamo dei fenomeni di sormonto che determinano quello che stiamo vedendo. Disagi per le aziende, le abitazioni, la viabilità sulla statale 18 invasa da detriti e veri e propri fiumi d'acqua, un pericolo per gli automobilisti costretti a percorrere l'arteria stradale. L'area sorvegliata speciale da parte della protezione civile, ci sono tanti volontari, i vigili urbani e il personale dell'ANAS. La nuova ondata di maltempo segue quella di una settimana fa. C'è paura perché questo sito non è molto distante da quello in cui il 4 ottobre scorso sono morti Stefania Signore e i suoi 2 bambini, Cristian e Niccolò. Troppo vicina la tragedia e il timore che quanto accaduto possa ripetersi, e poi ci sono i danni ancora tutti da quantificare. L'operaio adesso ferme, l'azienda distrutta, che devo dire? Che danni ho avuto? C'ho un'azienda distrutta. A Girifalco siamo ancora nel Catanzarese, alcuni automobilisti sono rimasti bloccati sempre a causa del maltempo e sono stati soccorsi e tratti in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco. È accaduto sulla strada provinciale 89 all'altezza del bivio per il comune di Cortale. Alcune auto sono rimaste bloccate da un lato da uno smottamento e dall'altro da un albero caduto. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per liberare il prima possibile la strada e consentire la ripresa di marcia dei veicoli. Tra gli automobilisti si sono registrati momenti di paura e tensione a causa proprio delle forti piogge, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Intanto le intense precipitazioni che da ieri stanno interessando la nostra regione hanno provocato tanti altri disagi. L'esondazione del torrente Tuccio a Melito Portosalvo ha provocato la rottura di una condotta idrica dell'acquedotto regionale. La Sorical è al lavoro per riparare la condotta e ripristinare il normale funzionamento. Vediamo.
Ecco cosa hanno provocato le forti piogge che si sono abbattute in queste ore sulla Calabria e nell'area del Reggino. La nuova esondazione del torrente Tuccio in località Musupuniti nel territorio di Melito Portosalvo ha investito la condotta dell'acquedotto regionale. Dalla Sorical fanno sapere che sono già sul posto diverse squadre di manutenzione per avviare i lavori di ripristino del servizio entro le prossime 48 ore. La rottura alla condotta ha momentaneamente portato all'interruzione del servizio idrico in alcuni comuni di Reggio Calabria, in particolare nella zona sud fino a Pellaro, a Montebello Ionico, Rogudi, San Lorenzo e Motta San Giovanni. I lavori, fanno sapere ancora dalla società che si occupa delle risorse idriche calabresi, a causa della piena del fiume si presentano complessi e secondo i tecnici dureranno qualche giorno, perché è necessario prima arginare il flusso del fiume, mettendo in sicurezza il sito e poi procedere con la riparazione della condotta posizionata in prossimità della sponda sinistra del torrente. La piena del fiume ha causato un nuovo smottamento del terreno che ha provocato la rottura. La Sorical, nonostante la tempestività nell'intervenire, fa sapere che già nel 2017 ha segnalato agli uffici preposti della Regione e della Prefettura di Reggio la vulnerabilità del tracciato della condotta a seguito dello sgretolamento dei muri di protezione della fiumara. Sempre nel Reggino ci sono strade interrotte. Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verducci, con propria ordinanza ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che va da Valanidi fino al centro del Reggino, proprio a causa di una frana, mentre proprio a Reggio Calabria, in città, insulti e offese al sindaco Falco Matà per la mancata chiusura delle scuole, provvedimento che è arrivato in mattinata. Il sindaco poi ha risposto con un lungo post a questi insulti. Vediamo. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, non ha disposto la chiusura delle scuole nonostante l'allerta meteo lanciata ieri dalla Protezione Civile, ma con il peggioramento delle condizioni atmosferiche stamattina ha firmato la delibera. Alcuni studenti su Facebook hanno rivolto insulti ed offese al primo cittadino, costretto a rispondere con un lungo post rivolto proprio ai ragazzi. Qualcuno, ha scritto Falco Matà, mi ha augurato un cancro, un tumore, senza sapere, ha aggiunto, che cancro e tumore sono di fatto la stessa cosa. Qualcun altro ha confessato che l'allerta va messa perché ha sonno o perché vuole giocare alla play. È evidente che questi vostri compagni avrebbero bisogno di non perderne neanche uno di giorni di scuola. Oggi comunque le scuole sono chiuse, conclude Falco Matà, perché nella notte è arrivato il bollettino di peggioramento delle condizioni meteo. Non è un gioco durante la notte. La Protezione Civile, i volontari presidiano torrenti e fiumare e sono pronti ad intervenire in caso di calamità. Mi aiutate a farlo capire ai vostri compagni e magari anche ai vostri genitori, è l'appello del sindaco. Numerosi gli attestati di solidarietà arrivati al primo cittadino. A Riace adesso, perché il sindaco Mimmo Lucano indica la strada per non perdere quanto fatto fino a oggi. Lui dice si può andare oltre, lo SPRAR spiega come. Intanto domani il riesame deciderà sulle istanze presentate proprio dai legali del primo cittadino. Vediamo. La circolare del Viminale che ordina la chiusura dei progetti SPRAR e il trasferimento dei migranti per Riace è l'ennesima doccia fredda. Nel paese dell'accoglienza oggi le strade sono deserte. Si aspetta la decisione del riesame, chiamato domani a decidere sui ricorsi presentati dai legali di Mimmo Lucano, che chiedono la reimmissione in libertà per il sindaco finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sospeso dal 2 ottobre scorso, e quelli avanzati dalla Procura. I trasferimenti dei migranti saranno su base volontaria, ha precisato il Ministero dell'Interno, ma a Riace c'è apprensione. Cosa accadrà adesso? Adesso è difficile da Riace qua, difficile, troppo difficile. Adesso sono 2 supermercati, c'è qua, prendi bonus, mangi. Adesso Rosato sono d'accordo, non prendi bonus più. Adesso tutti i Riace migranti morire o perché? Perché così? Iteria, perché?
Io nato Lampedusa vengo Riace qua. Io piace Riace qua, adesso io andato via. Dove io vai? Dove adesso io vai? Ma Riace prova a resistere nonostante tutto e Mimmo Lucano indica la strada. Credo che noi, per tante persone che sono a Riace, che hanno legami affettivi, noi possiamo intraprendere un percorso di autosufficienza e di essere distanti dallo SPRAR di questo governo e di poter continuare con le attività lavorative come avevamo inteso costruire questo progetto, così che questo si chiama modello Riace, con le attività soprattutto di integrazione nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e soprattutto del turismo solidale. Quindi io credo che tutto può continuare così, senza contributi esterni. In tanti in queste ore hanno espresso solidarietà e vicinanza al sindaco di Riace e alla comunità composta in gran parte da migranti, forze politiche e religiose e non solo. Rifondazione Comunista ha organizzato un comitato aperto per dire no alla circolare inviata dal Ministero che cancellerebbe di fatto il cosiddetto modello Riace. Vediamo. La circolare del Ministero dell'Interno, che cancellerebbe di fatto l'esperienza virtuosa di Riace, è una vergognosa rappresaglia contro Mimmo Lucano e i principi che rappresenta. Salvini e il Movimento 5 Stelle danno un messaggio chiaro: vogliono la segregazione razziale e il business sui migranti, invece che esempi di integrazione e solidarietà che funzionano e creano anche risorse per la comunità locali, come è accaduto a Riace. Dal luogo simbolo di accoglienza arrivano le parole forti di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista Sinistra Europea, che proprio nel comune reggino ha organizzato un comitato aperto che ha visto la partecipazione di diverse realtà politiche, sociali e sindacali del territorio. Credo che tutte le italiane e gli italiani che si riconoscono nei principi della nostra Costituzione debbano ribellarsi per difendere Riace, perché in questo momento Riace è una trincea della civiltà in un paese che sta scivolando verso la barbarie e il razzismo. Nei locali che ospitano la mediateca comunale del piccolo centro della Locride ha aperto i lavori il segretario regionale del partito Pino Scarpelli, che ha sottolineato la vicinanza e il sostegno di Rifondazione Comunista al primo cittadino e alla sua comunità, creatori di un modello positivo riconosciuto in tutto il mondo, che anziché essere preso ad esempio viene colpito da un atto che si palesa come squisitamente politico, accusato di fatto del reato di solidarietà. Distruggere Riace significa fare spazio all''ndrangheta, agli affaristi, a quelli che gestiscono i grandi centri che in questi anni sono stati le vere cause di scandalo rispetto all'uso del denaro pubblico. Qui a Riace non c'è stato nessun furto, qui a Riace c'è stata solidarietà e di questo dobbiamo essere grati a Mimmo Lucano, che è conosciuto in tutto il mondo per quello che ha fatto. Il vice sindaco difende l'operato dell'amministrazione e i principi su cui si basa l'integrazione. Questa è una realtà importante, non è in gioco la questione se l'accoglienza sia o meno un business, se questo è accaduto in altri posti o in altri luoghi o in qualsiasi luogo è giusto che venga accertata la responsabilità, ma la cosa importante è che è in gioco la libertà delle persone, è in gioco la democrazia, è in gioco la speranza di vivere in un paese accogliente. Ci spostiamo adesso a Palmi per la cronaca, 2 arresti per estorsione, vediamo. Fuori i soldi, altrimenti diamo fuoco ai vostri mezzi. Così, secondo gli inquirenti Rocco Papasergio e Francesco Romeo, entrambi palmesi di 41 anni e 37 anni, minacciarono nel 2012 gli operai di una ditta che stava eseguendo i lavori di recupero urbano nel quartiere Pille di Palmi. I due furono arrestati al termine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri della stazione della città pianigiana grazie alla collaborazione degli operai minacciati. Ora in carcere ci rientrano nuovamente. Accuse che pare abbiano ridato corpo alla ricostruzione degli inquirenti. Ieri infatti gli agenti del commissariato di polizia di Palmi hanno eseguito le 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di Papasergio e Romeo per i reati di associazione a delinquere, di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata. Secondo il GIP del Tribunale di Palmi, le 2 persone arrestate sarebbero vicine alla cosca dei Gallico. Come si diceva, i fatti risalgono al 2012 e si riferiscono alla presunta tentata estorsione ai danni di una
ditta, la Clarà di Crotone, che aveva vinto l'appalto per i lavori di riqualificazione del quartiere Pille. A denunciare è stato a suo tempo un geometra della ditta. Il primo avvertimento fu il ritrovamento sullo specchietto retrovisore di un mezzo utilizzato per portare gli operai dall'albergo fino ai cantieri nella parte alta di Palmi di una bottiglia di plastica piena di carburante con un accendino. Poi una minaccia verbale con la pretesa di un pagamento di 7-8 mila euro, così hanno sostenuto gli inquirenti, per le famiglie dei carcerati da mantenere. Ancora una volta le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno consentito di accertare la pressante attività estorsiva delle cosche di 'ndrangheta nei confronti delle ditte aggiudicatrici di appalti pubblici. Ditta, quella di Crotone, che si è vista costretta qualche tempo dopo ad abbandonare il cantiere. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Scuole chiuse oggi a Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone a causa del maltempo. La pioggia incessante ha causato diversi allagamenti. Numerose le richieste di intervento giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco. A Corigliano Rossano sono state tratte in salvo 2 persone rimaste bloccate in un sottopasso allagato il lungomare di Schiavonea. 69 migranti di nazionalità irachena e pakistana sono sbarcati la notte scorsa sulle coste del Crotonese. Hanno viaggiato a bordo di una barca a vela che si è arenata sulla spiaggia. In quel momento sulla zona imperversava un forte maltempo con pioggia battente e mare agitato. Dopo l'allarme lanciato da un residente della zona, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, volontari della Croce Rossa e ambulanze del 118. I migranti, tutti in discrete condizioni di salute, sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Isola Caporizzuto. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri nel Varesotto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Busto Arsizio. Sono accusati a vario titolo di estorsione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un gruppo di malviventi di origini calabresi ritenuti vicini all''ndrangheta. Parte dei profitti di spaccio ed estorsioni veniva reinvestito dalla banda in attività commerciali. Vigili del fuoco in azione nel Crotonese per l'incendio che ha interessato un fienile. Il rogo ha distrutto circa 50 rotoballe. Le fiamme hanno danneggiato la struttura che è stata dichiarata inagibile. 3 persone sono state denunciate con l'accusa di abusivismo edilizio a Pedilia Policastro dei Carabinieri. Si tratta del committente dei lavori e degli esecutori delle opere. I militari, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell'abusivismo edilizio, hanno constatato la realizzazione da parte di un cittadino residente di un tetto costruito in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. A Cosenza adesso per una iniziativa, il convegno di cultura Maria Cristina di Savoia proprio nella città dei Bruzzi ha presentato stamattina le sue iniziative per il prossimo anno. Vediamo. Federico II di Svevia sarà protagonista dell'anno sociale 2018-2019 del convegno di cultura Maria Cristina di Savoia di Cosenza, un progetto ampio e corposo finalizzato ad anticipare e preparare gli 800 anni di consacrazione della cattedrale di Cosenza. I particolari del progetto e i diversi partner culturali coinvolti, primo tra tutti il Comune di Cosenza, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi. Un anno molto importante perché di preparazione agli 800 anni di consacrazione della cattedrale, che avverrà, è vero, nel 2022, ma i fermenti in Italia e in Europa sono già tanti. Noi vogliamo essere in linea con quello che viene avviato in tutte le più grandi città d'Italia e d'Europa, e lo facciamo insieme ad un sindaco, come dire, lungimirante e sensibile alla cultura, e quindi abbiamo a fianco il Comune di Cosenza, col quale marceremo di pari passo in quelli che saranno i tanti interventi, i tanti progetti che sono in cantiere. Il calcio adesso si chiude con la vittoria della Reggina sul Siracusa, la 6ª giornata del campionato di Serie C che ha visto vittoriosi Catanzaro e Vibonese, sconfitto il Rende dal Potenza, ma non c'è tempo per rimuginare che da domani si torna di nuovo in campo per il 7° turno. In B anche Cosenza e Crotone, dopo lo stop per la nazionale, si preparano alle sfide di sabato. Anna Franchino.
Foggia e Padova nel mirino per Cosenza e Crotone, che riprendono ad allenarsi a ritmo serrato in vista delle sfide di sabato prossimo. I lupi cercano disperatamente il successo, una casella da riempire in questo campionato di B, magari partendo dalla prima vittoria davanti al proprio pubblico. Il difensore Idda dice: un campionato difficile, ma dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo. È sicuramente un campionato diverso rispetto all'anno scorso e se non sei concentrato per tutti i 90 minuti le squadre ne approfittano, quindi sì, dobbiamo essere bravi sotto questo punto di vista e rimanere concentrati come abbiamo fatto domenica. A Crotone, dopo la riconferma del tecnico, si punta ad invertire la rotta. Il campionato fin qui non ha regalato molte soddisfazioni ai pitagorici, che contro il Padova sperano di rimettersi in corsa, sfruttando il calore del pubblico di casa nei prossimi 2 impegni consecutivi. In Serie C 2 vittorie ed una sconfitta per le calabresi. Il Catanzaro, dopo il poker rifilato alla Paganese, pensa alla sfida di domani alle 18:30 con la Juve Stabia. Tuttora noi non sappiamo se dopo la partita con la Juve Stabia riposeremo o no, perché se la Vibonese deve fare questo girone, e siccome a noi è previsto un turno, la Viterbese deve fare questo girone, a noi è previsto un turno di riposo, non lo so, voglio dire, non c'è programmazione, quindi ci mettono anche in difficoltà. Adesso è il tempo di essere veloci ed efficaci in quelle regole, hanno fatto rispettare. Punto. Mentre la Vibonese, dopo il successo del Razza con la Cavese, domani sfiderà in trasferta il Rieti. Qualche giorno in più per prepararsi invece al prossimo impegno per il Rende, che dopo il KO casalingo con il Potenza, giovedì se la vedrà con il Siracusa. Il rammarico è quello che ti fanno gol da errori magari commessi ingenui, magari palle respinte centralmente, lasciamo la palla lì invece di respingere lateralmente, non c'è stata una lettura, come ho detto prima, magari del difensore, ma io non voglio dare colpa a nessuno, lì la responsabilità è mia, perché su queste cose ci devo lavorare, specialmente quando troveremo attaccanti comunque di stazza un po' più fisica, perché la mia squadra rispetto agli altri qualche centimetro in meno ce l'ha. Gli Aretusei sconfitti di misura dalla Regina, che torna al successo nel posticipo disputato a porte chiuse a Lorenson di Rende. Un tempo ciascuno, ma gli Amaranto sono riusciti nella ripresa a sbloccare il risultato con Franchini servito da Ungaro. La squadra di Cevoli, rinfrancata dal vantaggio, controlla la sfida, rischia qualcosa e prova anche a raddoppiare, ma alla fine il risultato resta fissato sull'1-0 e ci si proietta alla sfida di mercoledì in trasferta a Potenza. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nelle prossime ore avremo tempo instabile con precipitazioni localmente abbondanti a causa della presenza di una perturbazione alimentata da correnti umide di scirocco. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani ancora piogge, localmente di forte intensità sulle zone ioniche, nubi sparse con bassa probabilità di fenomeni invece sulla fascia tirrenica. Analizziamo ora lo stato dei mari e venti. Domani poco mosso o mosso il Tirreno, mosso o molto mosso lo Ionio, venti deboli o moderati da scirocco. Per ulteriori informazioni consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.